Sono terminate alle 7:30 di questa mattina le operazioni per incendio della casetta monofamiliare in via Vitalba a Trieste. Le operazioni di spegnimento, per permettere le quali è stata fatta chiudere e disalimentare la linea ferroviaria Trieste-Venezia, che passa a pochi metri dal tetto andato a fuoco, sono terminate verso l'una, quando sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle parti incendiate di tutto l'edificio. A supporto delle squadre intervenute è giunto sul posto anche il funzionario di guardia del comando triestino dei Vigili del Fuoco. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio, che ha coinvolto parte dell'alloggio, il sottotetto e il tetto della casetta. Sul posto, per quanto di competenza, la Polizia di Stato e il personale di Rete Ferroviaria Italiana. Non risultano persone ferite. Una persona è stata soccorsa dal personale medico-infermieristico intorno alle 7 di oggi per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Udine, lungo via Lumignacco, all'altezza dell'incrocio con via Pozzuolo. Per causa in corso di accertamento da parte della polizia locale, una persona è stata urtata e successivamente investita da un'auto in transito. Il personale medico-infermieristico ha preso in carico il pedone, che è stato trasportato d'urgenza all'ospedale a bordo dell'ambulanza con l'equipe dell'auto medica all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi e l'uomo è fuori pericolo di vita. Questo territorio. E questo non è grazie a un presidente di regione o un'amministrazione regionale, e lo dico da presidente di regione per tempore. È grazie a una comunità, a un tessuto produttivo, a un mondo del lavoro che è riuscito sempre a tenere i piedi ben piantati per terra, a sapere cosa vuol dire veramente produrre e cosa vuol dire veramente lavorare. L'eccellenza dell'economia regionale viene premiata durante una serata sempre molto sentita, tante storie da giovani intraprendenti a storie di successo ormai radicate sul territorio. Sì, è quel tessuto che ha garantito quell'iniziativa imprenditoriale di crescita che ha permesso di avere, devo dire, dei risultati sopra le aspettative. Gli ultimi dati ufficiali 2022 confermano che siamo la regione che è cresciuta di più di PIL pro capite. Abbiamo avuto un aumento importantissimo di export e quindi su questo dobbiamo continuare a lavorare valorizzando proprio quel tessuto produttivo e rafforzandolo, credo, anche attraverso un'attrattività di investimento internazionale che anche in questo caso ci ha visto lo scorso anno triplicare i risultati rispetto alla media degli anni precedenti, quindi risultati positivi. Anche le previsioni, devo dire, che davano la seconda parte del 2023 particolarmente difficile, sicuramente ci sono certi settori che soffrono, ma vedendo anche le entrate della regione, oggi avendo i dati ovviamente in quanto stiamo costruendo la legge di bilancio, testimoniano che in realtà c'è stata una tenuta dell'economia molto superiore alle aspettative.